Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Allora, oggi stiamo in coppa Clash Royale, voglio sempre Clash Royale perché mi sono affezionato come ben sapete. Allora, io mangio letto in tutti i commenti, oggi quando voi mi consigliate cose, scusate se sto smuovendo la telecamera, quando voi mi consigliate cose e mi commentate, io vi sento, vi preoccupate, io leggo cose, vi sto incassando. Secondo me mi vede tanto buono, non va niente, comunque va bene. E quindi voglio far vedere un po' una tototeca, cominciamo sempre a vedere un po' che cartolelle. Lo so che loro comunque mi hanno detto di mettere un gigante annanzi, un principale che stava a culo e che fa più veloce, ma ha detto che ovviamente non abbiamo nei freccette e poi non abbiamo attaccato la torre centrale, perché sennò che lui giova che lo rese scende e mi attacca pure questo, quindi questa cosa l'ha capita. Però mo che sono poco indecisi, pure mi tratti con sono poco indecisi che già mettere, perché se volesse mettere pure un gigante, poi sta a strega e poi ma la difesa sta un po' una chiave, e quella è la cosa più che altra. E quindi mo ci proviamo a fare prima una partita così e vediamo come va. Se non va bene, e proviamo a mettere con Madrid pure voi. Allora dobbiamo avere questi bauli perché questa cosa di buona real, no? Dopo posso dire sempre alla rimanata, sempre allora, ortici curry, la capanna, la cioccolata e come tu, alla prima che è stata, qualcosa di buono no? Niente, la torre bubba, torre invernale, spazio me, vuoi la torre invernale? Io non la so sta torre invernale, per la verità, la faccio un pisellino, la carta, va giù. Comunque oggi non sapevo questa torre invernale, abbiamo a fare caricare la piscialina, che allora vediamo questa torre invernale che fa, oggi non la conosco, altro è scomparso. Ai canne. Vediamo un po' che fa questo edificio difensivo, ma non so se si muove il zitto so anche. Edificio difensivo arrostisce i bersagli con danni che aumenta nel tempo, brucia anche i nemici più grossi e massicci. La faccio sullo pisellino, vai giù. Allora vuol dire che è buona. Cinghelisin, madonna mia, cinghelisin. Bravo, voglio provare, voglio invece ne mettiamo un posto le cose, che sempre a livelli difensivi, una cosa del genere. Prima un poco, vai giù. Prima un poco, come hanno fatto queste cose, mangiano poco e poi. Allora. Non so che loro mi hanno detto aspetta prima che attacchi questo e poi attacca tutto e si fa attaccare. Io voglio provare questa cosa che mi è piaciuta molto, questa cosa invernale. Prima un po' come va. Cioè, capite che la torre sta ferma e in piove a chi là. Però voglio vedere un po' come va. Vediamo un poco. Si capite? Si è bloccato sempre come sempre, voi lo sapete troppo bene che a me se si sblocca non è isso. Oggi è potente, faccio lo cazzo però, è potente, ora è potente, non mi aspettavo. A livello difensivo è una bomba sta torre invernale, oggi è buono vera. Vediamo un po' se riusciamo a buttare un palazzo a terra, perché sennò la cosa si fa un po' nera, Tutta la che si tempo, ma da scioccato la cartolina sempre... ci capite? E voglio questo mi serve sempre per me difendere, Ma voglio mettere un principe a strega in attacco, voglio mettere un principe a strega. Vediamo un po'. Voglio è forte sta torre, mi piace veramente. Facciamo così e poi mettiamo a questa culo. Vediamo un po' se così va bene la cusarella. Vediamo un pochino, perché noi siamo forti, Ma che siamo forti, ma tutte cose a terra, tutte cose a me è forte, il principe, ma è troppo forte, mamma mia, è troppo forte sto principe. Guarda là che ti fa il principe, mamma mia. Troppo potente il principe per me. Ma sì che sta a mettere qua oggi per provare, sto provando, non so che sto facendo, è tanto per provare sempre per provare. Quando viene un colpo che c'era da stare non va niente. Fammi vedere un poco, se ci vuole la bomba qua, fare se ce la faccio alla cogliere. Sì, ma poco, oggi, poco.
difendiamoci un pochino. Oh, sta strega oggi è troppo forte, oggi la strega è forte, non sa per niente è forte la strega, non male la strega, che futtarella assai. Beh principe, vai, mettiamo pure questa cambiezza che si difende, vai, vai, vai. Ah, però abbiamo allontanato il randello, oggi mo sto freno, puzzi tu sanca. Puzza il sangue. Puoi accettare veramente il sangue. Oggi ci viene pure un principe. Vai, 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 che è nata a botte, vai. Prima si riesce a fare così con una botta in capo a sta torre, facciamo così, niente. Niente, non ci sono riuscito, voglio provare a Mautonder, voglio. La Mautonder. La Mautonder. Vediamo un po' pure il principe, ci mandiamo pure il principe, oggi pure il principe ci mandiamo. E chi li mette sempre più qua cazzo alla mezza, non è possibile. Uttiamo questa bomba a mezza, capite? Vai, andate a sputazzare, faccio vai principe, bella! Oggi un vittoria, ma posso dire vittoria, oggi perché si mi ha fatto. Hai capito? Dici da oggi mi sono imparato poco a pazziare. Mi faccio sempre incazziato oggi. Perché voi mi correggete sempre. Io si è bloccato, comunque oggi mo proviamo, io così mi trovo bene, già ce la mi trovo bene, però proviamo a fare pure qualche cosa così, modifichiamo qualche tech, no? Facciamo, chi stucca è 3, facciamo così, mettiamo, ah oggi a proposito mi è uscito pure questo, il domatore rapisocca, l'ho provato, è molto fottariello, vediamo un po' se lo possiamo usare per fare qualcosa di buono, mettiamolo, oggi questo qua mi piace così. A proposito di questo voglio la cosa che voglio la palla di fuoco, perché mi avete detto che la palla di fuoco è molto meglio. Proviamo così e vediamo come va. Speriamo buono. Allora, facciamo così. Dobbiamo a difendere queste cose brutte. Poi mettiamo un cosa qua. Prima se ci riusciamo, voglio, mamma mia. Sapevo, voglio sempre sti scheletri mani cagato cazzo, veramente, non si può fare così. Ma non posso fare così, però sti scheletri rompono proprio cazzo. Mamma mia, cagamia di cazzo, veramente. Vediamo un pochino. Oggi la difesa mi trova un po' una chiave, tengo a Luisina che si carica piano qua e non va tanto buono. Vediamo un po' che si possa uscire questa cosa, ce l'abbiamo fatta, almeno in coppa a kill. Questo però mi ha avuto per loro intero, già lo so, oggi, già lo so. Ma ci fa caricare un po' a Luisina, perché sennò non andiamo buona, non andiamo proprio buona. Ma ho fatto queste cose e oggi facciamo ciuffo, che già fa? Con noi non va niente, vai, non va niente, mettiamo questo qua, poi se carico il principe e ci metto a culo, ti capito? Voglio mangiare a difendere mo, sono queste cose che fa paura, perché fa paura, fa proprio paura. Per me c'è un bombarolo può fare qualcosa che caccia la mano, mamma mia, guarda, si schierata mano cagato pazzo. Ma ne cagato proprio pazzo oggi. Ma non si può fare sempre questo. E basta però. Proviamo a usare un po' a Cristian. Ma ci distruggere sta cosa perché sennò facciamo bene. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo se ci riusciamo a fare qualcosarella. Voglio sto provando a attaccare un fornì. Mo sta bomba c'ha non capo a chi sticca oggi voi. Che già fa oggi? Non so che sto a creare però, non so che sto a creare, ma a chi non l'ha non so manchi perché. Mannaggia la miseria. No, oggi sto sbagliando tutte cose, sto sbagliando tutto. Sto sbagliando tutte cose.
oggi pezzo, non fa niente, abbiamo fatto una partita vinta, una partita pezzo, non fa niente. Però comunque c'è da dire che questo coso non mi trovo proprio, non mi trovo proprio questo deck così, zero, non mi trovo. Oggi questo video pure termina qui, spero che vi sia piaciuto, datemi sempre i consigli perché sono importanti e facciamo una cosa, consigliatemi voi i deck che devo mettere per giocare e poi io li metterò e quando li metto dire il nome della persona che me l'ha consigliato, quindi perciò voglio facete gli uomini spazzimo, consigliatemi cose buone e niente, si dà spazzimo e tutta la gente, mettete 1500 mi piace se volete tanto Clash Royale, poi se non volete mettete lo stesso che sono sto qui e ciao, alla prossima!